Ciao a tutti, io sono Valentina e voglio preparare con voi i taralli siciliani. Questi biscotti sono morbidi all'interno, mentre fuori sono coperti da una glassa aromatizzata al limone, che li rende davvero golosissimi. È una ricetta della tradizione fatta di pochi ingredienti, gli stessi che usavano le nostre nonne. Per preparare l'impasto setaccio 1 chilo di farina 00. Faccio spazio al centro e aggiungo 4 uova, 170 g di zucchero, l'ammoniaca per dolci, 20 grammi. So che il suo profumo può infastidire qualcuno, ma dopo la cottura non lascerà alcuna traccia. E adesso il mio aroma naturale preferito, la scorza grattugiata di 2 limoni. Ovviamente devono essere biologici. Per accentuare il sapore, anche 2 pizzichi di sale. Inizio a versare il latte, 250 grammi, e impasto un po'. Manca l'ultimo ingrediente, 150 g di strutto. E adesso bisogna fare giusto un po' di fatica per lavorare bene questo impasto e ottenere un panetto liscio, omogeneo, non appiccicoso ma morbido al tempo stesso. Proprio così. Lo divido subito in porzioni tutte uguali. Ognuna peserà 50 grammi. Trasformo ogni porzione in un cordoncino, che deve essere lungo all'incirca 45 cm. Lo piego a ferro di cavallo, intreccio e chiudo per formare una ciambellina. È importante fissare bene le 2 estremità. Continuo così ottenendo all'incirca 35 pezzi, che dispongo su 2 teglie rivestite con carta forno. Per la cottura vi suggerisco di utilizzare la modalità statica a 200 gradi. I biscotti non dovranno scurire troppo, ma diventare appena dorati, con delicatezza. Basteranno circa 20 minuti di cottura e la prima teglia è già pronta. Mentre cuoce la seconda, posso già occuparmi della glassa. Ho deciso di realizzarla a freddo e serviranno solo 2 ingredienti. 400 g di zucchero a velo e più o meno 80 g di succo di limone. In realtà è meglio regolarsi ad occhio, ma adesso vediamo insieme come fare. Inizio premendo un limone e aggiungo il succo filtrato allo zucchero a velo messo in una ciotola capiente. Inizio a mescolare con un cucchiaio. È ovvio che servirà altro succo, ma è importante sciogliere lo zucchero a poco. Continuo quindi a mescolare versando a poco il succo di un altro limone. Poche gocce possono fare la differenza, quindi andateci piano, senza avere fretta. Ci serve infatti una glassa della giusta consistenza. Se fosse troppo asciutta, risulterebbe difficile bagnare i biscotti. Al contrario, se fosse troppo liquida, non riuscirebbe a rimanere aggrappata al biscotto. Ecco la consistenza ideale. E adesso bisogna essere piuttosto veloci perché la glassa tende ad asciugarsi. Bagno un biscotto per volta, solo sulla superficie, e lo rimetto in teglia sulla carta forno, così potrà asciugare. I miei taralli siciliani sono tutti glassati, adesso bisogna solo aspettare che si asciughino perfettamente. E finalmente è arrivato il momento di assaggiarli. Prima voglio farvi vedere per bene come sono all'interno. Molto morbidi, oltre che gustosi, e quella glassa si scioglie in bocca lasciando un retrogusto fresco di limone che è davvero un gran piacere. La tradizione vuole che i taralli glassati si gustino il giorno dei morti. Dalle mie parti si usa prepararli anche durante le festività pasquali. Ma secondo me per un biscotto così ogni momento dell'anno è propizio. Mi piace tantissimo accompagnarli con un vino liquoroso o in inverno pucciarli in un tè caldo. Fatemi sapere se voi li avete mai assaggiati e se vorrete prepararli mandatemi le foto. A presto con una nuova video ricetta, un abbraccio da Valentina.